Il modello di accoglienza diffusa proposto dal governatore Luca Zaia, ma che non piace ai sindaci del Carroccio, convince e viene appoggiata in pieno dall'Associazione delle piccole e medie imprese padovane, che pensa all'integrazione lavorativa dei migranti, visto che, numeri alla mano, nel territorio padovano circa il 55% delle imprese tra luglio e settembre non troverà i lavoratori di cui ha bisogno. Noi abbiamo una condizione di necessità di ruoli professionali che non vengono ricoperti del tutto dalle risorse umane nazionali. Abbiamo un altro tema di migliaia o milioni, ma migliaia per quanto riguarda noi, speriamo perché di più non potremo fare, di cittadini del mondo che vivono in condizioni molto difficili per sé e per le loro famiglie, e quindi dobbiamo immaginare un modo per gestire ciò che comunque avviene, perché le migrazioni ci sono sempre state e ci saranno sempre. La soluzione, spiega il presidente di Confapi, deve essere dunque pragmatica e percorribile, in grado di garantire una pianificazione attenta e in prossimità con il mondo dell'industria che necessita costantemente di nuovi lavoratori. L'approccio giusto è quello di dire che queste persone devono arrivare in Italia perché questo è un bene per l'Italia, per loro, per la loro dignità e anche per la struttura economica di questa nazione che, come vediamo dalle statistiche, perde cittadini ogni anno.